Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ora ci troviamo a Romano Zezzelino e oggi vi porto in un itinerario classico, ovvero il Monte Grappa. Però questa volta saliremo per la classica strada Cadorna, poi faremo la strada che va verso le Meatte e se sono aperte vi porto anche per le gallerie che sono rimaste chiuse per un bel po' di tempo per essere messe in sicurezza, e vediamo cosa ci riserva questo percorso. Oggi è 31 di maggio, ci sono 30 gradi, il cielo come vedete è lì bello limpido, ci sono anche alcuni parapendii, prima o poi sicuramente proverò anch'io quell'esperienza perché è una cosa che voglio davvero fare. Voi avete mai fatto un volo in parapendio? Secondo me dovrebbe essere una cosa veramente bellissima, ti dà una dose di adrenalina pazzesca. Eccoci al primo tornante. Recentemente è passato anche il Giro d'Italia per queste strade. Guardate che panorama, come si vede bene Romano Zezzelino con la sua torre, un spettacolo davvero. Peccato ci sia un po' di foschia, perché se fosse una giornata limpida da sopra si riesce a vedere anche la laguna veneta e addirittura le coste dell'Istria. Questa strada ragazzi la conoscete a memoria ormai, ve l'ho portata in più video, se avete voglia andate a guardarveli che merita davvero. E noi ci vediamo tra un po', quando sono arrivato un po' più avanti. Ora siamo a 1000 metri e la temperatura si è abbassata notevolmente di quasi 10 gradi, infatti da 30 gradi di prima siamo a 21 ora. Però si sta ancora bene in maniche corte con la giacca estiva. Vediamo se più avanti devo mettere un maglioncino sotto, qualcosa. Ancora addobbato il giro. È sempre bello però venire qui in Grappa, fare queste strade, davvero mi piace davvero tanto. Ora iniziano anche i primi pascoli. Guardate che belle mucche. Tutto formaggio quello. Guardate che meraviglia. Meraviglioso. Peccato che Grappa sia ancora così sottovalutato, perché è davvero un peccato. Ha moltissime potenzialità. Guardate che spettacolo. Spettacolare. E per strada c'è anche pochissima gente, quindi si può guidare meglio.
queste strade sono da fare a passo d'uomo praticamente per ammirare tutto sto ben di Dio. Pensate a quanti bombardamenti ha ricevuto Monte Grappa durante la prima guerra mondiale. Mi ha completamente cambiato l'aspetto rispetto a come doveva essere prima della guerra, sicuramente. Non ho mai capito, ragazzi, cosa sono quegli affari là sopra. Se qualcuno di voi lo sa, sono forse per gli aerei, oppure per in caso di neve, per bloccare la caduta della neve. Spiegatemelo, perché davvero non ho mai capito cosa servono. Eccoci arrivati in cima a Monte Grappa. Gente ce n'è. Vi consiglio di fare il tour delle gallerie perché è bello da fare, merita. Visto qua dove vado. Piccola pausa fatta. Sosta fatta, ragazzi, ora continuiamo con il nostro giro. Comunque non pensavo, ma fa abbastanza caldo anche qui. Ora vediamo se mi ricordo la strada giusta. In teoria dovremmo girare qui, direzione Semonzo. Questa strada d'inverno viene chiusa totalmente perché non la puliscono. Ed è anche più stretta e un po' presa un po' più male rispetto a quelle che abbiamo fatto prima, alla strada Cadorna. Ad un certo punto dovremmo svoltare, se non ricordo male. Lì sotto c'è Malga Arnosetta. Davvero uno spettacolo qua. Spettacolare questi passaggi. E qui, ragazzi, la prima galleria. Pensate che gallerie scavate a mano, perché sono state scavate molti anni addietro e sono state risistemate da poco tempo. Uno spettacolo. Se siete amanti del trekking vi consiglio di venire qui in macchina, parcheggiare, potete fare vari percorsi o parcheggiare a San Liberale e salire in cima a Grappa. Potete parcheggiare, guardate, ragazzi, vi faccio vedere, da qui non riesco a mostrarvelo, il percorso delle Meatte.
Ecco, da qui potete vederne un pezzo forse, lì sotto. Questo è il sentiero delle Meate che scende, è bellissimo. Ditemi ragazzi se non sembra una cartolina. Guardate che posto. Queste strade meritano davvero di essere fatte ad andatura quasi al passo d'uomo. Che spettacolo. Che spettacolo. Qui c'è anche un piccolo laghetto. Magari se volete vi lascio sotto nei commenti qualche traccia, la traccia GPX del giro, e fatemi sapere se volete anche le altre tracce di altri giri che farò più avanti. Prossimo giro da fare, che devo fare assolutamente, è il Passo Sella, perché non ho mai avuto modo di farlo e è un giro che voglio fare da tempo. Adesso, percorrendo questa strada, mi ritrovo dove vi ho indicato prima, ovvero in direzione di Cima Vedetta. Da lì vedo se passare per il Salto della Cavara oppure scendere da Cavaso, da fare il Monte Tomba e scendere da Cavaso. Altro panorama da cartolina. Adesso ragazzi scendo verso il Salto della Cavara. Questa strada da fare in macchina è bruttissima, è ripida, stretta, l'asfalto non è dei migliori, e si può trovare qualche bel sasso anche in mezzo alla strada. Se avete una moto stradale vi sconsiglio di fare questa strada, almeno secondo me, perché non è fattibile, ma ha dei punti che sono abbastanza brutti, con delle buche che magari potrete sentire peggio. Cazzo. L'unico vantaggio di questa strada è che è poco trafficata, praticamente ci sono solo io e qualche ciclista temerario. Però che belle strade che abbiamo anche qui in Veneto. Alle volte non serve fare chissà quanti chilometri per trovare strade in cui ci si può divertire. Il mio intento di divertire non è scannare, ma vedere paesaggi, ammirare la natura, fare qualche bella curva, qualche bel tornante, passare in mezzo al bosco. Secondo me ti dà un senso di libertà davvero impagabile. Non serve mettersi a scannare. Vedo di quelle volte ci sono dei motociclisti che sembra debbano correre in pista, in realtà sono su strade pubbliche, strade in cui si può trovare il ciclista, la famiglia in macchina, gente a piedi. Cioè bisogna comunque sempre prestare attenzione e non serve correre
per niente. Durante il periodo invernale per salire in Grappa c'è solo una strada totalmente percorribile. Trovarsi qui con la neve sarebbe davvero impegnativo, è una pendenza che si fa sentire abbastanza. Prima eravamo là sopra. La discesa è finita, ora sono ritornato quasi a valle. Se volete altri video per le strade del Monte Grappa fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi saluto con alle spalle il Monte Grappa e ci vediamo al prossimo video.